Screening completo delle case di riposo con test su tutti gli 11.673 tra ospiti e operatori. In diretta Facebook il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, annuncia che verrà completato entro martedì della prossima settimana. La nostra idea è di chiudere tutto in 7 giorni. Abbiamo sostanzialmente all'oggi testato 1872 tra ospiti e ovviamente operatori. Complessivamente ne mancano 9.801 su 11.673 complessivi. Faremo circa 1.500 test rapidi al giorno. La reale situazione degli istituti si avrà solo a screening completato, aggiunge Benazzi, invitando a trarre eventuali conclusioni solo alla fine. Qualcosa però già dice il campione attualmente disponibile. Abbiamo sempre una positività che va dal 7-8% degli operatori e ovviamente si è molto abbassata, come dicevo, diluendo ovviamente il numero di persone, di ospiti che vengono testati, si è abbassata sotto il 30%. Al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto la situazione è più complessa e il più impegnativo dei focolai negli istituti di riposo trevigiani. Abbiamo avuto la disponibilità da parte di 3 cooperative dell'ULSS, abbiamo fatto il bando che scade il 10, ma già da oggi 25 OSS e 3 infermieri hanno fatto domanda. Abbiamo avuto la disponibilità dal Suonense del San Camillo per avere 14 operatori. Saremo in grado di sopperire e di aiutare le case di riposo che sono in difficoltà dal punto di vista degli operatori. Una situazione causata anche dall'iniziale carenza di mascherine fondamentali negli spazi chiusi per contenere il contagio. Abbiamo avuto un mese di panico totale. Benazzi conclude con i numeri rilevanti dell'attività dello Spisal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento tra lavoratori. Noi abbiamo testato 2.054 ditte con 42.669 lavoratori che hanno fatto un grandissimo lavoro e sono andati, come dire, a educare, a fare prevenzioni all'interno delle aziende, proprio nella logica poi futura di, se dovesse lentamente riaprire, avere anche la possibilità di avere testato un numero così importante di aziende.